Da ore attesa per la sentenza di Palermo sul caso dei migranti che non furono fatti sbarcare a Lampedusa nel 2019. Salvini rischia 6 anni di carcere. L'attesa dei leghisti veneti assurdo, siamo tutti con il segretario. In quello che potrebbe essere l'ultimo incontro di fine anno da governatore, Zaia rilancia sull'autonomia, ci costituiremo contro il referendum abrogativo, e sulla Pedemontana ribadisce il 30 dicembre il piano per abbattere i pedaggi. Palestra scoperchiata, paura e struttura chiusa fino a tempo indeterminato. Gli effetti delle raffiche di vento nelle prime ore di oggi a Vittorio Veneto, danni anche in altre zone dei comuni della Marca. Almeno 50 colpi accertati per la banda specializzata in furti in appartamento sgominata dalla polizia di Padova, un bottino ingente di oltre €500.000, quello recuperato dalle forze dell'ordine. I pericoli della rete, sia la falsa badante arrestata nel Vicentino per aver stordito 5 anziani con gli psicofarmaci uccidendone una, sia la finta colf bloccata nel Trevigiano per aver razziato 6 famiglie. Mio figlio è stato pestato nell'indifferenza di tante persone che non sono intervenute, e viene ancora minacciato la rabbia del papà del 15enne aggredito dai bulli a Cittadella. Torna uno degli eventi più attesi delle feste, domani alle 21 in diretta su Antena 3, il 55esimo concerto di Natale del coro Stella Alpina dalla chiesa di San Francesco a Treviso. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai nostri titoli. In primo piano la politica con il caso Open Arms, attesa a minuti la sentenza del processo a carico di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato da ministro dell'Interno nel governo Conte 1 lo sbarco a Lampedusa ad agosto del 2019. A 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ONG spagnola Open Arms. Il 14 settembre scorso la Procura di Palermo aveva chiesto la condanna di Salvini a 6 anni. Attesa quindi nelle prossime ore la sentenza, si tratterà anche di un'ora forse, secondo gli ultimi aggiornamenti. E quindi la sentenza Open Arms è ancora l'apertura del nostro telegiornale, una giornata di attesa per i leghisti veneti, da Zaia al vice segretario regionale Barbisan fino a Roberto Marcato. Ecco le loro parole. Sto cercando di capire un po' cosa succederà, non è semplice, nel senso che c'è una Camera di Consiglio e pochi ora ne stanno parlando veramente, tutti gli altri, compresi noi, stiamo attendendo. Matteo Salvini ha agito nei limiti delle proprie competenze, assolutamente, soprattutto per fare ciò che il mandato popolare gli aveva dato e chiesto di fare. In caso di condanna siete pronti a scendere in piazza? In caso di condanna vedremo quale sarà la reazione sua. È ovvio che in questo momento il partito respira un clima di grande unità attorno al suo segretario, e quindi saremo pronti a fare e a dire tutto ciò che lui ci chiederà di fare, perché si tratta comunque di una persona che vive l'attesa di una possibile condanna a 6 anni di carcere. Il Ministro ha fatto il suo dovere, ha fatto il suo mestiere. Penso che le carte parlino da sé sul suo operato, che è assolutamente in linea, con la legge. Dopodiché, nel massimo rispetto della Corte, vedremo cosa accadrà, ma penso che il Ministro abbia assolutamente operato nel bene del Paese. Per una volta che un politico mantiene la parola rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale, no, bisogna condannarlo. Sì, è una cosa che veramente faccio fatica a capire. Poi non si capisce per quale motivo Salvini, che tiene 6 giorni delle persone in una nave, deve essere condannato, la Lamorgese che invece li tiene là per 12 giorni, no. Allora, anche qua, la legge è uguale per tutti o è uguale a seconda? Io credo che di condanna non si debba nemmeno parlare. Se così fosse, tutta la nostra solidarietà, il partito sarà tutto con lui. In quello che potrebbe essere l'ultimo incontro di fine anno da governatore, Zaia rilancia sull'autonomia, ci costituiremo contro il referendum abrogativo, mentre sulla Pedemontana ribadisce il 30 dicembre il piano per abbattere i pedaggi. In democrazia c'è la possibilità di indire referendum, di chiedere referendum, ma c'è anche quella di opporsi ai referendum, e quindi noi ci presenteremo serenamente a portare le nostre ragioni, poi la Corte deciderà. La parola d'ordine del 2025 in Veneto sarà autonomia. All'incontro di fine anno con la stampa, assieme a tutta la giunta, Zaia annuncia che la regione si costituirà ad opponendum contro il referendum abrogativo della legge Calderoli. Ammesso che si faccia, dice, è ammesso che raggiunga il quorum, con una postilla poi chiarita davanti ai microfoni. Adesso mi spiace dirvelo così, che poi gli vado di traverso il panettone a qualcuno. Nella Costituzione non c'è scritto che bisogna fare una legge per fare l'autonomia. Mi fermo qui.
assodato che per fare l'autonomia non è che ci vuole una legge, la legge è stata fatta per un atto a mio avviso giusto, corretto, di responsabilità e di rispetto nei confronti del Parlamento, ma in Costituzione non c'è scritto che ci vuole una legge attuativa, per cui vedremo il da farsi successivamente. L'ultima sorpresa dell'anno comunque riguarderà i pedaggi della superstrada pedemontana veneta. I dettagli saranno resi noti il 30 dicembre. Zaia dà solo un'anticipazione. Premiare in maniera vigorosa tutto il traffico locale. Chi entra e esce in determinate tratte con determinati chilometraggi. Annuncio solo una roba, non serve far nulla, non serve far domanda, non serve far niente, perché se hai il telepass abbiamo già anche risolto il problema a monte. Non si sa se il Veneto andrà alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale nell'autunno del 2025 o nella primavera del 2026, come già deciso per i comuni. Ciò che si sa, conclude Zaia, è che al di là delle frizioni con Forza Italia durante l'approvazione del bilancio, il centrodestra rimarrà unito. Noi confermiamo la nostra alleanza che è solida e portiamo avanti ormai da anni, da una vita nel centrodestra, e quindi siamo avanti a amministrare, lo siamo a livello nazionale, lo saremo anche a livello regionale, a livello locale, dopodiché turbolenze in volo ce ne sono sempre, l'importante è arrivare sempre all'aeroporto nella destinazione. Il maltempo, le annunciate raffiche di vento in Veneto si sono concentrate nella notte soprattutto nella zona della Marca, Vittorio Veneto, dove poco prima delle 5:30 della mattina è stata scoperchiata la palestra di via Denadai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato 5 ore per mettere in sicurezza l'area, ingenti i danni. Almeno 50 colpi accertati per la banda specializzata in furti in appartamento sgominata dalla polizia di Padova. Quello che state guardando è il bottino di una banda di ladri specializzata in furti in casa. È ingente il materiale recuperato nelle basi di questi malviventi originari dell'Albania. La polizia di Padova è riuscita ad arrestare il capobanda, un 29enne, mentre gli altri 2 complici sono riusciti a fuggire alla cattura. 50 i furti in appartamento tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il bottino recuperato in alcuni covi della banda ammonta ad oltre €500.000. L'indagine è iniziata lo scorso novembre, quando gli agenti padovani hanno individuato un'auto usata per compiere le razzie. Così è iniziata un'attività di pedinamento del veicolo e di analisi di dati tecnici ricavati da telecamere e lettori targhe di tutto il nord Italia, che hanno permesso di accertare una decina di episodi di furti, sempre ad opera di 3 albanesi. I poliziotti hanno poi ricostruito i movimenti degli indagati, uno dei quali è stato bloccato dalla squadra mobile di Padova in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Milano e di Bergamo in un appartamento ad Abbiategrasso nel Milanese, nel quale sono state trovate decine di oggetti rubati, 2 radio ed alcuni telefoni utilizzati per tenersi in contatto con i complici. Il giovane, 29 anni, ritenuto il capobanda, già pregiudicato per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione commessi tra il 2015 e il 2017, non risultava presente in Italia, celando il suo nascondiglio anche perché irregolare. Il secondo indagato, 45 anni, è fuggito alla cattura del blitz in appartamento a Bareggio, sempre nel Milanese, dove è stata trovata la sua compagna denunciata per ricettazione. Nella casa dell'uomo, anch'esso pregiudicato per furti in abitazione, commessi nel 2012 in Italia e nel 2015 in Belgio, è stata trovata una grossa fetta della refurtiva. È sfuggito alla cattura anche il terzo componente della banda, anch'egli con precedenti per furto. La polizia l'aveva intercettato nel bergamasco, ma non l'ha trovato al momento dell'irruzione nella casa dei parenti. Si spacciava per badante e masturdiva gli anziani per derubarli. Pesanti le accuse nei confronti della 46enne Paola Pettinà, arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Vicenza. Omicidio, tentato omicidio di altre 4 persone, tutte con dimora nel Vicentino, alle quali aveva prestato assistenza a domicilio somministrando dei sovradosaggi di medicinali ad azione neurodepressoria che in alcuni casi non erano inseriti nella terapia prescritta dai medici. Un passato da commessa, titolare di un negozio, aveva iniziato a spacciarsi per operatrice sociosanitaria offrendosi
sui social, ma senza averne titolo. La prima cosa che ci siamo accertati è che l'arrestata millantasse di essere una operatrice sociosanitaria e una infermiera professionale, cose assolutamente non vere, non è iscritta a nessun albo né tantomeno ha frequentato corsi che la autorizzavano a spacciarsi come tale. Le indagini sono partite nel marzo 2024 dopo la denuncia presentata a Breganze dai familiari di un'anziana deceduta e nello stesso periodo era arrivata una segnalazione del rapido peggioramento dello stato di salute di una coppia di coniugi, tutti assistiti dalla donna. L'attività di indagine è cominciata nel marzo del 2024 allorquando alla stazione Carabinieri di Breganze la figlia di un'anziana signora morta pochi giorni prima ha voluto esporre ai carabinieri del luogo delle circostanze anomale che aveva vissuto quando la madre 81enne era assistita domiciliarmente dall'arrestata. Al vaglio anche la posizione di alcune farmacie che sono state perquisite. Per di più stiamo anche valutando la posizione di alcune farmacie del luogo, poiché la donna è risultata essere una consumatrice accanita di sostanze benzodiazepine, arrivando a consumarne anche un flacone al giorno. E la cosa che ci è risultata anomala è stata la facilità di reperimento di questi farmaci, talvolta anche reperiti senza la prevista e obbligatoria prescrizione medica. In alcuni casi è interessante riferire che alcuni farmaci contenenti benzodiazepine sono stati da lei ceduti ad altre persone ed è per questo che è anche accusata di cessione di sostanze stupefacenti. L'arrestata è anche accusata di rapina aggravata e autoriciclaggio, poiché si sarebbe impossessata degli ori di un'anziana che stava assistendo dopo averla stordita con una massiccia dose di benzodiazepine per poi rivenderli ai compro-oro della zona. Vicenda che ha colpito l'opinione pubblica e che irrompe nel clima delle festività, ha voluto ricordare il comandante provinciale colonnello Giuseppe Moscati, che ha sottolineato come l'indagine sia stata condotta con grande trasporto emotivo, incarnando lo spirito di devozione e servizio a favore dei più deboli. Dalla finta badante alla finta colf, l'obiettivo sempre lo stesso: rubare. In corrispondenza di alcuni periodi di prova dove si presentava una colf che aveva postato su Facebook degli annunci, erano spariti alcuni oggetti preziosi e anche piccoli elettrodomestici. Cerca lavoro o, per meglio dire, occasioni per poter rubare, proponendosi come colf attraverso annunci tramite un profilo Facebook. Una 44enne di Vedelago ha così avuto accesso a ben 6 abitazioni in cui nei mesi tra maggio e novembre, approfittando della distrazione e la buona fede dei proprietari, ha messo a segno diversi furti: gioielli, monili, contanti, ma anche piccoli elettrodomestici. I sospetti, dopo che i carabinieri di Castelfranco Istrana hanno nei mesi raccolto molte denunce per furti avvenuti con le stesse modalità nella zona della Castellana. I militari dell'Arma hanno messo insieme tutte queste cose e sono riusciti a scoprire appunto che la donna, approfittando di questi annunci, si presentava nelle abitazioni e dopo il periodo di prova, che si concludeva chiaramente con nulla di fatto, si appropriava di alcuni oggetti preziosi che poi rivendeva in alcuni compro-oro. Coinvolti nella triste vicenda una 63enne e una 37enne di Strana, 2 quarantenni e un 86enne di Castelfranco. Quasi 10.000 euro il bottino complessivo. Al momento stimiamo in 2.000 euro sicuri, perché abbiamo rinvenuto i monili in oro in un compro-oro e quindi li abbiamo poi restituiti agli aventi diritto. Abbiamo rinvenuto anche delle fotografie dalle quali possiamo stimare che all'incirca almeno altri 5.000 euro, e stiamo verificando altre fotografie delle quali non abbiamo ancora cognizione di chi siano i proprietari degli oggetti che sono ritratti, e quindi possiamo ragionevolmente dire che ci siano ancora alcune famiglie coinvolte in questo tipo di attività. Parte dell'area furtiva, tra cui monili e preziosi, è stata già restituita ai proprietari. Continuano però le indagini per accertare che non ci siano altre famiglie coinvolte. La donna, già pregiudicata per reati contro il patrimonio, è stata denunciata per furto e minaccia, avendo intimorito una delle vittime per dissuaderla dal presentare denuncia. Torniamo sul pestaggio dello studente quindicenne di Cittadella. Parla a microfono il papà. E ovviamente che ha tanta paura, mio figlio, da tutto quello che è successo, e soprattutto il ragazzo che l'ha picchiato continua
a messaggiare, come che anche ieri sera le ha mandato un messaggio a chiedergli chi di noi è stato a pubblicare sul giornale tutto quello che è successo. Sta vivendo questi giorni nella paura di tornare a scuola, paura di essere ancora picchiato e deriso. Non è facile parlare, dover raccontare cosa ha subito il proprio figlio, ma il papà del 16enne, pestato davanti alla scuola a Cittadella da un coetaneo mandato da un compagno di classe che lo ha preso di mira, vuole lanciare un messaggio ai ragazzi: basta utilizzare la violenza. Siamo stranieri anche noi, siamo rumeni con la cittadinanza, ma siamo venuti qua per lavorare, per avere i figli educati, per cui sto dicendo questo anche a quelli che hanno fatto male al mio figlio, non lo so, di provare a parlare con questi ragazzi qua, che non succeda più queste robe qua, perché a farsi avanti a fare la legge con le proprie mani siamo capaci tutti quanti e nessuno di noi non credo che ha paura, però non è la giustizia, non si fa così, la giustizia lo deve fare gli agenti competenti e le persone competenti, non noi tra di noi. La denuncia ai carabinieri è già stata fatta e anche dalla scuola potrebbero arrivare provvedimenti per i ragazzi autori del pestaggio. Uno di questi era già sospeso da scuola. Un pestaggio avvenuto davanti agli occhi di molti che hanno guardato con indifferenza senza intervenire. Sulle riprese video si vede che ci sono anche i conducenti autisti dei pullman, che loro sono adulti, sono maggiorenni, non sono minorenni e non hanno intervenuto né loro e neanche i compagni, che erano penso abbastanza, erano in 200, erano tantissimi e nessuno non ha avuto il coraggio di intervenire. Qualcuno di loro dicendo che hanno paura di questi tunisini qua, che forse ci sono anche muniti di armi. Coro Stella Alpina, tutto pronto per il 55° concerto di Natale che si terrà nella chiesa di San Francesco e che Antenna 3 trasmetterà in diretta domani dalle 21. Un appuntamento da non perdere con il tradizionale evento trevigiano atteso da tutta la città. E questa era l'ultima notizia per l'edizione regionale del telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.